Oggi per percorrere il tratto da Ponte della Priula a Montebelluna si impiegano 30 minuti, con la pedemontana veneta ne serviranno appena 10 e ancora se in questo momento da Ponte della Priula a Bassano serve almeno un'ora, un domani saranno sufficienti 25 minuti. Questo è uno dei risultati che la realizzazione della pedemontana comporterà sull'intera viabilità veneta. In occasione della sottoscrizione di un protocollo d'intesa per quanto riguarda la viabilità ordinaria relativa al nuovo svincolo di Montebelluna Est, è stata ribadita dal Presidente della Regione Luca Zaia l'importanza di quest'opera, lunga complessivamente 99 km con 16 caselli. Sono oltre 370 milioni di opere complementari, quindi sarà una realtà che dal nastro d'asfalto in campagna diventa una realtà in trincea, cioè non si vede più neanche il nastro d'asfalto, per quasi l'80% del tracciato. Un'occasione unica di lavoro per i veneti, secondo il governatore Zaia. Sono 2 miliardi 130 milioni di euro di opere ed è bene che queste opere siano soprattutto affidate alle imprese del Veneto in un momento nel quale abbiamo 170.000 disoccupati e un ragazzo su due ha difficoltà a trovare lavoro. L'opera complementare presentata ai municipi a Montebelluna rappresenta un collegamento tra Feltrina e la provinciale 100, con innesto sulla rotatoria d'uscita dal casello sulla Feltrina e con uscita sulla provinciale 100 con sottopasso ferroviario. Andrà in porto la realizzazione del primo pezzo della tangenziale sud della città di Montebelluna, con l'obiettivo di arrivare poi al completamento. I lavori inizieranno tra fine 2014 ed inizio 2015, in concomitanza con l'apertura del cantiere della pedemontana e avrà un costo di circa 4 milioni di euro, significative le ripercussioni sulla viabilità montebellunese. È un'opera destinata a ridurre il traffico di attraversamento della città perché renderà possibile a Montebelluna Sud l'accesso al casello della superstrada passando per la strada provinciale 100 e per il primo pezzo della tangenziale sud della città. Ma non solo, assorbirà anche il traffico pesante proveniente dalle aree industriali di Trevignano Nord.